In questo momento abbiamo degli indicatori che ci danno un più 8%, un più 8,2% alla data di oggi rispetto a un anno fa in termini di prenotazioni già inserite nei tableau delle nostre strutture ricettive. Siamo ancora sotto perché arriviamo circa a un 22% di occupazione già inserita nel periodo che va da maggio a settembre contro un dato del 36% che era quello che avevamo nel 2019. Però il trend rispetto all'anno scorso direi che è estremamente positivo. I presupposti per una stagione balneare che richiami i numeri pre-pandemia ci sono tutti, secondo il presidente degli albergatori Gli Esolani, per cui per ora nemmeno il conflitto in Ucraina sta provocando gravi ripercussioni. C'è però il problema del lavoro stagionale. I nostri collaboratori, i nostri front office, il nostro personale di sala, il nostro personale di piani sono il vero valore aggiunto della nostra offerta turistica e quindi su questo dovremo investire molto come categorie, sia nel mondo datoriale che nel mondo sindacale, e non dimentichiamoci che a questo tavolo c'è sempre un grande assente che è il governo, perché questa partita la vinceremo solo giocandola tutti e tre insieme dalla stessa parte con lo stesso obiettivo. Maschio poi affronta la questione ospitalità. Le strutture alberghiere si sono sempre rese disponibili quando c'è stata la necessità. Certo, veniamo fuori anche noi da da 2 anni difficili di pandemia e di Covid, e le aziende hanno bisogno di ossigeno ancora perché nel frattempo stanno ripartendo anche i piani di ammortamento dei mutui, dei finanziamenti, quindi le aziende devono tornare ai regimi ante-Covid, altrimenti sarà difficile prospettare il futuro di queste attività. Non possiamo pensare che le camere oggi, che possono avere un valore stimabile su 20, 30, 40 mila euro a camera, adesso cifre medie di quelle che possono essere i ricavi di una camera sulla costa veneta, possono essere date così tranquillamente con serenità come fosse una cosa scontata. Per cui vengano messe a sistema tutte le disponibilità della Regione Veneto e le ospitate vengono gestite in funzione anche di quelle che sono le necessità delle imprese che, ripeto, certamente saranno disponibili.